Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal capannino, la pista Antonio Armeni in questo sabato 18 gennaio, campionato numero 102, si gioca un match che da queste parti insomma è sempre stato molto intenso. L'Innocenti Costruzioni Follonica ospita il Y Sport Valdagno. Da Enrico Giovannelli un saluto, accanto a me è tornato finalmente il mio amico Maurizio Ceccarelli. Ciao Enrico e buonasera a tutti. Allora Maurizio, è praticamente un mese che non si vede hockey al capannino in Serie A, quindi insomma tanta roba, c'è voglia, e tra l'altro si inizia il 2025 con una partita di cartello. Oltretutto, e in pista stanno entrando le bambine, c'è stato un gustoso antipasto. Te eri presente, raccontaci. Sì, è un progetto di hockey femminile che vede coinvolto ovviamente il Follonica, i Pumas e il Grosseto, quindi un bellissimo progetto, un progetto europeo per far sì che anche le ragazze che hanno appunto la passione per questo sport possano giocare, divertirsi in un modo davvero molto bello e piacevole. Come è stato sottolineato anche in conferenza stampa, in tutti gli sport c'è il maschile e il femminile, e quindi è giusto che anche l'hockey dia la possibilità appunto alle ragazze di praticarlo. Sì, tra l'altro presente un mito qui a Follonica, Mirko Bertolucci, sì, che poi sarà presente anche domani da questa partita, perché verrà a fare allenatore della squadra di Serie A2, c'è proprio Follonica Pumas. Sì, ha detto bene, un mito che non ha nascosto la propria emozione quando ha varcato la soglia della sala dei trofei, insomma lì ci sono tante coppe che lui ha contribuito a portare a Follonica, quindi davvero un ritorno sempre molto apprezzato nel golfo. Allora, grazie alla telecamera di Andrea Burgio e regia Leonida Romualdi, possiamo vedere le formazioni della partita. 15ª giornata, seconda di ritorno. Follonica in formazione tipo, anche se c'è un'assenza. Leonardo Barozzi in porta, la riserva questa sera Ernesto Maggi, poi Alessandro Franchi, Davide Banini, Federico Pagnini il capitano, Marco Pagnini, Francesco Panini, Adriano Maggi che prende il posto dell'infortunato Max Thiel, Claudio Bracali e Fernando Montigelli. In panchina il tecnico spagnolo Sergio Alberto Cachim Beja da Grasa Silva. Risponde il Valdagno di Luca Chiarello con il portiere titolare Giovanni Bovo, la riserva è Giovanni Cunegatti, poi Marco Tomba, Niccolò Crocco, Leonardo Di Qui Giovanni, Tiago Barbosa Sanchez, Francesco Crocco, Pietro Lazzaretto, Giuliano Giuliani, Alex Borregan. Appunto in panchina Chiarello, non credo ci sia però nella lista ufficiale proprio Francesco Crocco, ma insomma formazione con 9 giocatori, quella venuta dal Veneto in Maremma. Gli arbitri del match sono il viareggino Franco Ferrari, Francesco De Palma da Giovinazzo, l'ausiliario Pierpaolo Montomoli di Grosseto. Maurizio, iniziamo a parlare un po' di questa partita. All'andata una bella sconfitta per il Follonica, ma soprattutto una bella vittoria per il Valdagno 7-4. Sì, una sconfitta per il Follonica che arrivava dalla conquista della Supercoppa, quindi una sconfitta abbastanza pesante, però insomma ci stava, perché dopo una vittoria in quel modo magari un calo di tensione ha fatto sì che Follonica non si presentasse al meglio a questa sfida, però Valdagno è un avversario assolutamente di livello, la squadra sta facendo un ottimo campionato, anche stasera ovviamente sarà una partita difficile per gli azzurri. Sì, io la partita l'ho vista all'andata, tutto giusto quello che ha detto, ma soprattutto fu un Valdagno in serata memorabile, tripletta di Giuliani, 2 gol per Barbosa, Borregan e Niccolò Crocco. Nel Follonica cercarono di tenere a galla la doppietta di Marco Pagnini e un gol di Davide Banini, ma logicamente non bastò insieme a quello del fratello Francesco. Valdagno sostanzialmente dominò la gara, quindi... Sì, assolutamente. Va bene, le squadre si stanno schierando in pista. Follonica ha la tradizionale maglia azzurra, pantaloncini bianchi. Il Valdagno invece è con la tenuta tutta arancione. Tanto c'è un bello striscione in curva. Oggi, insomma, in questi giorni hanno festeggiato l'anno di vita ai Randaci, il nuovo gruppo ultra che ha preso il nome
che ha ereditato insomma dagli Ultra Singles, e quindi espongono questo striscione insomma. Sì, eccolo che Andrea Burgio lo va a inquadrare nel segno delle aquile. Cresceremo, audaci resteremo, e siamo diventati randagi insomma, quindi più di così, che tra l'altro il tifo non manca mai. No, io ne approfitto anche per ricordare Simone Pantani a un anno della sua scomparsa. Simone Pantani è sempre nei nostri cuori. È tutto pronto. Parte allora la 15ª giornata al Capannino con il Follonica contro il Valdagno. Valdagno che manovra subito pericoloso in area con Divini Giovanni. Non è arrivato all'appuntamento, poi ora Giuliani. Lui già da diverse stagioni a Follonia, dopo l'esperienza in Argentina dove è appunto cresciuto, ex Concession, 3 anni ora a Valdagno, arrivò dopo il mondiale con la formazione juniores ben disputato, mentre Barbosa era stato lui l'uomo assist ben riconoscibile, anche perché Maurizio, Tiago Barbosa, 2 caratteristiche: questa capigliatura bionda, sono un po' invidioso soprattutto per i capelli, anch'io, e anche per il numero che ha scelto di maglia, il numero 10. Il 10, una volta il 10 era del portiere titolare, credo, se non ricordo male. Sì, uno dei due. Insomma. E l'1 era il portiere di riserva. E quindi insomma ha scelto un numero davvero particolare per l'hockeypista, ma ormai i numeri si portano dietro tutta la stagione. Perde la pallina al Follonica, trascorsi 45 secondi per provare a tirare. La rimessa in gioco è per il Valdagno. Tanto un saluto all'amico Domenico Tomba, mi ha detto di parlare bene del figlio, ma io devo dirti la verità, il figlio gioca bene da tanti anni, anche quando venne qui a fare le finali giovanili si vedeva subito che aveva una marcia in più. Ragazzi, ha sempre dimostrato insomma valore, quindi insomma non è certo una novità. Sì. Intanto Barbosa risponde, Leo Barozzi, si salva il Follonica, va a Montigel a cercare il playmaker della formazione azzurra, Davide Banini, che è anche uno che segna tanti gol. Ha avuto un paio di giornate di squalifica, poi subito si è ripresentato nell'ultima sfida, ha segnato un gol decisivo a Sandrino. Ancora Valdagno, Barbosa, pallina per Alex Borregan, giocatore spagnolo. Barbosa invece si è liberato, poi il tiro di Claudio Bracali, finisce a terra. Vediamo la punizione in favore del Valdagno. Poco fuori l'area di rigore, intervento proprio su Borregan. Barbosa, Borregan, ora ancora Barbosa, fallo forse era stato fatto su Giuliani, ancora Barbosa, Giuliani, cambio fra i due a centropista, arriva a dare una mano anche Borregan. Follonia che lì che chiude. Poi il tiro da lunga distanza, la pallina recuperata da Bracali, subito messo in pista da Sergio Silva, va Davide Banini, ora Marco Pagnini. Abbiamo detto di Max Thiel assente, un'assenza pesante, si è fatto male alla mano, una sospetta frattura, ma insomma non vogliono rischiarlo. No, assolutamente, un'assenza pesante, ha
ragazzo che si è inserito alla perfezione negli schemi di Sergio Silva, un giocatore prezioso per il quintetto bianco-azzurro, quindi assenza che si farà sentire. Marco Pagnini intercetta però Barbosa, va subito alla parte opposta, il tiro di Giuliani, poi ancora la paratissima su Di Giovanni da parte di Barozzi, ma che contropiede però del Valdagno. Due grandi occasioni Barozzi, Enrico ha risposto come sempre, presente. Già 4 parate in questi primi 4 minuti. Marco Pagnini, Davide Banini, prova in velocità anche il Follonica, la difesa del Valdagno respinge, recupera Marco, indietro a cercare Bracali, ancora Pagnini, Montigel, va l'argentino in area, il tiro! Pallina alta, la rimessa in gioco sarà per il Valdagno. Mentre c'è un piccolo problema per Bovo, portiere del Valdagno, deve andare a sistemare la maschera. La possibilità della panchina di dare indicazioni, soprattutto quella di Luca Chiarello, che fin qui insomma sta rispettando alla grandissima il lavoro, portando il Valdagno in piena zona playoff. Formazione giovane, quella appunto di Chiarello. Pagnini, pallina ora che arriva Davide Banini, Bracali, ancora Davide Banini, ancora Marco Pagnini, poi Davide Banini chiuso da Sanchez, Sanchez davanti a Barozzi che lo ferma, poi il tiro di Di Giovanni, ancora Barozzi, si salva nuovamente il Follonia, ma che rischi Maurizio? Valdagno è partito davvero molto forte, diverse occasioni create, ha trovato Barozzi e anche un difensore sulla strada del gol, però direi insomma il Follonia non brillantissimo in questi primi 5 minuti contro un Valdagno decisamente in partita. Ancora Sanchez, dietro per Di Giovanni, pallina per Giuliani, Follonia che chiude davanti alla propria di rigore e poi il gol di Sanchez, ma viene annullato il tocco con la gamba, si lamenta il giocatore del Valdagno, però l'arbitro De Palma ha indicato subito il tocco con la gamba. Mi è sembrato anche Montigella aveva visto l'azione, Maurizio. Sì. Era stato questo rimbalzo, ma la palla ha colpito nettamente la gamba. Tanto lo scontro fra due giovanissimi, fallo però l'ha commesso Bracali. Recupera la pallina al Valdagno, Sanchez, ancora a manovrare Di Giovanni in area, allontana Leo Barozzi. Fin qui partita piacevole ma molto combattuta, soprattutto con il Valdagno che cerca di fare la partita. Parte ancora Sanchez, pallina per Giuliani, fatto strada a Borregan, poi Giuliani al tiro, palla toccata probabilmente da Barozzi, recupera poi Davide Banini che tenta di andarsene ma lo prende Giuliani in area, palo, anche qui disattenzione difensiva, palo di Giuliani, si salva ancora Barozzi. Sì, come ho detto insomma l'approccio è stato decisamente migliore quello del Valdagno, avete una squadra molto ben messa in pista, ha creato numerose occasioni come l'ultima, palo clamoroso. Follonia sta facendo un po' di fatica a prendere le misure alla formazione di Chiarello.
Adesso c'è stato un fallo con Claudio Bracali sulla pallina, un po' più indietro Banini, Davide Banini e Marco Pagnini. Si ragiona su come battere questa punizione. Va Davide Banini al tiro, ma i gambali di Giuliani ha fatto anche una smorfia di dolore. Ora Montigella, Marco Pagnini, libera ancora Montigella, ma sono in due. Alla fine scarico su Banini. Banini per Marco Pagnini, guardata a vista da Borregan. Ora indietro per Montigella, conclusione della sotterra. Credo sia il primo intervento di Bovo, Maurizio. Sì, tiro dalla lunga distanza, però l'ha tenuta lì, niente da fare per il Follonica. E intanto il gol di Qui Giovanni, ma che assist da parte di Giuliano. Il Valdagno la sblocca 1-0. Sì, una bellissima azione, assist al bacio e niente da fare. Questa volta Barozzi poteva davvero fare poco. Rivediamo lo slalom e poi l'assist per Di Giovanni, palla nel sacco e Valdagno che dunque si porta avanti 1-0. Sì, era nell'area, ci ha provato diverse volte il Valdagno. E poi alla fine il gol di Qui Giovanni, l'ex Trissino Sandrigo, settimo centro in campionato. Recupera Montigella, ancora Davide Banini, le finte, Davide Banini in aria, il tiro, para Bovo. Grande azione di Dadda. Grande azione di Davide, grande azione. Riparte allora il Valdagno con Giuliani, le finte, lo blocca Bracali, poi scivola, non si può giocare la pallina da terra. Poi Giuliani al tiro, la manona di Barozzi, molto aggressivo il Valdagno. Recupera Montigel, costretto a ripiegare su Davide Banini. Chiarello intanto ha chiamato un time out. Sanchez alla fine non riesce a portare avanti la pallina entro 10 secondi, allora arriva il fischio, arriva soprattutto il time out. Maurizio, io andando a rivedere un po' gli appunti ho visto, mi sono ricordato che nel 2009-2010 il primo scudetto del Valdagno fu proprio contro il Follonica, dei 3 che il Valdagno ha vinto, il Follonica ha 24, però in finale, quella prima finale contro i Maremmani. Sì, 2009-2010, sì, il primo scudetto del Valdagno lo ricordo bene, però insomma, sai, questa è una squadra che poi ha avuto nelle sue fila grandissimi campioni in quegli anni, non ce lo dimentichiamo. Mi sembra anche Pedro Gil ha giocato mi sembra forse un anno nel Valdagno. E poi c'era Carlos Nicolia, il detto il Cabezon, il Cabezon Nicolia, insomma sono passati grandi campioni anche da Valdagno. Sì. Società storica anche il Valdagno, nata come Marzotto Valdagno fino al 2013, poi è diventato Valdagno 1938 e ora solo Valdagno dal 2020. 3 scudetti, 2 Coppa Italia negli anni magici appunto 2012, 13 e 13-14, 3 Supercoppe 2010, 2011 e 2012. Presidente è Giovanni Martini, lo ricordiamo perché insomma una bella cavalcata quella del Valdagno che sotto la guida appunto di Luca Chiarello anche in questa stagione sta portando frutti, belle prestazioni e una classifica molto molto buona. Tanto in pista sono entrati anche Francesco Banini e Federico Pagnini, arriva un fallo, stecca che non può passare sopra la testa da parte
di Monticello. Allora possesso che torna al Valdagno con Giuliani bloccato proprio da Francesco Banini, che va subito al tiro, gran botta, Bovo fa la deviazione e manda la pallina oltre la recinzione. Si lamentano perché eravamo tutti convinti del tocco del portiere, ma per gli arbitri ci sarà ingaggio. Recupera la pallina il Follonica, Davide Banini, guardato a vista da Sanchez, poi va a Federico Pagnini, viene bloccato però Monticello. Federico Pagnini rimane in possesso, inseguito da Borregan. Poi il fallo del giocatore del Valdagno. Francesco Banini per Davide, Monticello per Davide, ma la spara fuori. Azione tutta di prima in velocità. Sempre Follonica, poi intercetta il Valdagno, può ripartire Borregan indietro a Sanchez, cercare Giuliani. Ancora Giuliani, tenta di allargarsi, chiuso, torna da Sanchez. Ora Borregan, Sanchez, abbiamo superato i 10 minuti, il tiro con Barozzi che la blocca, ma Sanchez è più svelto di tutti, la recupera, poi in area si lotta ancora. La spinta da parte di Nicolò Crocco e si becca un cartellino blu. Cartellino blu. Non so se possiamo rivedere l'azione. Eccolo qui il passaggio, va Francesco Banini. Crocco lo spinge un po', ma insomma non mi sembrava così evidente, ma per Ferrari è da cartellino blu. Fallo su Francesco Banini. Va Davide Banini a battere la punizione di prima. Protestato un po' Crocco. Davide Banini ha sistemato la pallina dai 7,40 metri. Va a sfidare Giovanni Bovo, ex Trissino Montebello. Prende la rincorsa Davide Banini, poi le finte, avanza ancora Davide Banini, il tiro, gol! Il pareggio di Davide Banini! E Maurizio ci hanno ricordato che oggi è il compleanno della mamma Paola, quindi credo che sarà dedicato a lei almeno questo primo gol. Sì, insomma, regalo di compleanno, è stato bravo Davide, Bovo ha resistito finché ha potuto, poi Banini ha trovato il pertugio, la palla si è insaccata lentamente nell'angolo alla destra dell'estremo difensore del Valdagno. Follonica che trova quindi l'1-1 in un momento non facile della partita, ecco. 14° gol in campionato per Davide Banini, 4 su 15 dalla lunga distanza del tiro libero dei 7,40 metri. E dunque intanto qui rivediamo qualche azione. Questo è il gol di Qui Giovanni, assist di Giuliani, e poi la rete di Dadda Banini che ha fatto passare la pallina sotto le mani sostanzialmente di Bovo, che ha cercato in qualche modo di chiudere tutto lo specchio della porta. Tanto Valdagno è già pronto per battere la rimessa in gioco. Speriamo che la partita non si innervosisca. Riparte Sanchez, pallina per Borregan che mette in mezzo, ma lì la stecca
di Barozzi. Allora contropiede, Banini, Davide per Francesco, intercetta Giuliani dal contropiede, ora è per il Valdagno, allontana Montigello. Maurizio, vanno a 1000 all'ora. Sì, partita molto molto veloce, le due squadre non si risparmiano, grande spettacolo. Recupera Borregan, cercare Sanchez, ancora Giuliani che a dispetto della sua giovane età ormai è il capitano. Giuliani Marchetti, 19 anni, intanto Barozzi va alla parata. Recupera Fede Pagnini, indietro ora per Montigel che ormai si è legato quasi a vita al Follonica, perché Montigel è anche confermato per la prossima stagione. Sì. Insomma, è un giocatore assolutamente importante, anzi oserei dire fondamentale per questa squadra. È chiaro che non è più giovanissimo, però insomma sta dimostrando partita dopo partita di essere ancora troppo importante per questo Follonica, quindi ben venga la conferma. Intanto ancora pericolo in area maremmana con Di Giovanni, la difesa ha sbrogliato, riparte Borregan che mette ancora in area, poi nell'angolo va Francesco Banini, Borregan si lamenta ma l'arbitro De Palma gli ha detto di proseguire, mentre entra in pista anche Franchi che riceve subito. Abbiamo ricordato in apertura nella nostra telecronaca che in tribuna Max Thiel, fortune alla mano. Ancora Davide Banini, le finte, Giuliani riesce un po' a allontanarlo, poi passaggio per Franchi che non può arrivarci. Sanchez, abbiamo superato metà del primo tempo, 1-1 al Capanino, ricordo 15ª giornata, seconda di ritorno del massimo campionato di Serie A1. Ancora Sanchez, poi grande opportunità per Di Giovanni, non riescono a capire questo movimento i giocatori del Follonia, Maurizio. Sì, però Leo piazzatissimo, è riuscito ancora una volta a intercettare il tiro. Tanto c'è l'infrazione di 10 secondi, Valdagno recupera la pallina. Dicevo, sempre a centro area, liberissimo, riescono a trovare un giocatore, Di Giovanni in particolare. Sì, è molto bravo lui, ma è molto brava la squadra a riuscire sempre a trovarlo, lui si fa trovare sempre pronto, ricordiamo insomma. E gol! Che gol di Sanchez! Una bordata dai 10 metri abbondanti, centrale, non lascia scampo a Barozzi, il Valdagno ritorna avanti 2-1. Sì, tiro da lontano, lo rivediamo, Sanchez supera il centropista e poi lascia partire un tiro fortissimo. Barozzi questa volta non è riuscito ad intercettarlo, il Valdagno che mette di nuovo la testa avanti. Sì, per Thiago Manuel Barbosa Sanchez, 16° gol in campionato, ma davvero una saetta quella esplosa dal biondo cenere. Ora ci riprova Francesco Banini, vola Bovo, Sanchez recupera, può ripartire Di Giovanni, ha spazio ma il tiro è contrato da Fede Pagnini, poi ancora in area il Valdagno, Barozzi salva tutto sul nuovo entrato Pietro Lazzarotto, l'ex Monza e Sandrigo. Tanto Francesco Banini è scippato dalla pallina da Sanchez, arriva un fallo. Quindi punizione per il Valdagno, mentre Sergio Silva ha chiamato un time out. Sì, ha fatto bene. Credo ci voleva. Sì, ha fatto bene perché Follonica fa veramente fatica, i giocatori del Valdagno sono in tutte le zone, coprono benissimo tutta la pista e il Follonica fa veramente fatica. Aveva trovato il pari su un tiro diretto con Davide Banini, però subito dopo è arrivato il gol
del 2-1 del Valdagno, e soprattutto, come ho detto, il Follonica fa fatica a contenere anche le ripartenze del Valdagno rapidissime, e quindi ha fatto molto bene Sergio Silva a fermarsi un attimino e a parlarci su con i suoi ragazzi. Sì, deve riordinare un po' le idee il Follonia. Tra l'altro sentiamo gli urlacci di Silva. Beh sì. Finito allora il time out. Si può tornare a giocare. Ancora 10 minuti e mezzo a chiudere il primo tempo. Sanchez sulla pallina. Arbitro De Palma chiesto di rispettare la distanza. Ancora Sanchez, sfera per Lazzarotto. Sanchez manovra, chiuso però da Marco Pagnini, la pallina carambola nella zona di Lazzarotto. Ancora Giuliani, ancora Sanchez, nuovamente al tiro, questa volta si salva Barozzi. Bravo Barozzi qui, bravo, attento con il braccio sinistro a deviare la pallina, però Enrico Valdagno veramente temibile. Sì. Si sbraccia Chiarello dalla panchina, chiede probabilmente più intensità difensiva. Fede Pagnini, palla rimbalza, Francesco Pagnini non può recuperarla. Ora Sanchez, ancora il pericolo pubblico numero 1, va nuovamente al tiro, in 3 a fare da barriera. Sempre però Valdagno, va Giuliani, ancora la conclusione, para Barozzi, possibilità di contrattacco maremmano. Marco Pagnini ma vuole ragionare. Ancora Franchi per Marco Pagnini in area, il tiro largo. Recupera Lazzarotto. Sanchez. Tiro da lunga distanza ma che ha preteso forse troppo Manuel Sanchez. Allora Marco Pagnini, andiate a cercare Francesco Panini, un po' di spazio, mette in mezzo, la palla filtra ma nessuno arriva alla deviazione. Ora Franchi, andato a imbottigliarsi alla balaustra, ci ha rimesso anche l'abito Ferrari e ha preso una botta. Sanchez recupera, mentre doppio cambio nel Valdagno, entra Marco Tomba e ritorna in pista anche Borregan. Pallina in area, lontana per un attimo Marco Pagnini. Sanchez, Lazzarotto, ancora Sanchez, ora Borregan, sempre Valdagno ancora dal limite, prova Lazzarotto, schiaccia forse troppo il tiro, la recupera Francesco Panini. 8 minuti alla fine di un primo tempo intensissimo, certamente meglio il Valdagno del Follonia. Sì, decisamente meglio il Valdagno. Parte Marco Pagnini, tenta di mettere in mezzo, il cugino Federico vede la pallina ma non riesce a controllarla. Ancora un time out chiamato da Sergio Silva, va Francesco Panini, recupera Fede Pagnini, ora Marco, ancora Francesco Panini, la conclusione, stavano per scadere 45 secondi, arrivano ora e arriva anche il time out chiamato da Sergio Silva. Valdagno avanti 2-1, il gol di qui Giovanni dopo 7 minuti e mezzo, il pareggio dopo 10 e mezzo di Davide Panini su punizione, e poi dopo 13 e mezzo la rete, la bordata di Sanchez per il 2-1. Maurizio, chiaro che Follonia non può tergiversare perché deve insomma trovare soluzioni, questo Valdagno va a 1000 all'ora. Valdagno va a 1000 all'ora, ma poi il Follonia soffre
soffre tantissimo, ecco, l'aggressività, la rapidità della squadra di Chiarello, non riesce a trovare il bandolo della matassa e negli ultimi minuti insomma ci sono stati anche errori proprio nei passaggi da parte del Follonica. Intanto rivediamo una delle occasioni insomma della formazione valdagnese. Il Follonica fa proprio fatica, ecco, a trovare un minimo di organizzazione e quindi a buon gioco il Valdagno. Manca ancora tanto alla fine del primo tempo, 7 minuti e 20. Vediamo insomma se Sergio Silva riuscirà insomma a cambiare un po' l'inerzia di questa sfida, che fino a questo momento, come abbiamo detto, cioè il Valdagno merita, ecco, di essere in vantaggio. Valdagno però perde la pallina, la recupera Francesco Banini. Ora Marco Pagnini da destra, prova il tiro, la palla deviata. Tomba, anzi Borregan, fa strada Sanchez. Lazzarotto, eccolo Tomba, Lazzarotto. Colonia però ha alzato la linea difensiva, recupera la pallina Montigel. 6,5 a chiudere la prima frazione. Francesco Banini, cercare Montigel, dietro per Marco Pagnini, ancora Francesco Banini. Follonia però non trova spiragli, allora Montigel prova il tiro, la deviazione di Franchi e ancora al volo, non inquadra la porta. Si lotta ancora, poi arriva il fischio. Il fallo l'ha commesso Franchi. Si discute un po' in pista, ma pallina per il Valdagno. Sanchez va a cercare lo scatto di Borregan, che poi finisce a terra, travolto da Franchi. Sale il conto dei falli in casa Follonica, siamo già arrivati a 6, 3 quelli del Valdagno. Chiede la distanza Sanchez. Può ripartire la formazione di Chiarello. Lazzarotto, Borregan, Lazzarotto, Sanchez, sale Borregan, passaggio per Sanchez che ha un po' di spazio, poi però torna indietro per Lazzarotto, ancora Sanchez, nuovamente al tiro, gol! Azione ancora una volta fantastica di Thiago Manuel Barbosa. Sanchez, doppietta, il Valdagno scappa via 3-1. Sì, altro gol, fotocopia praticamente di quello di qualche minuto fa. Il Follonia deve porre rimedio perché insomma sta rischiando, sta subendo troppo dal Valdagno. Questo non è il Follonica che conosciamo. Mancano 5 minuti e 20 alla fine del primo tempo e il Valdagno ha portato al doppio vantaggio, insomma 3-1 per la formazione di Chiarello. Sì, tra l'altro i numeri devono dire qualcosa, no? Il Valdagno non perde da fine novembre, dalla pesante sconfitta subita contro il Trissino per 8-0, poi 4 pareggi e 3 vittorie. È chiaro che è una formazione che insomma sa come stare in pista. No, assolutamente, ma lo sta dimostrando Enrico, perché come detto insomma Follonica non è questo il Follonica che conosciamo e chiaramente avrà dei demeriti la formazione di Sergio Silva, ma ci sono anche meriti tanti secondo me da parte del Valdagno. Dunque si fa in salita la formazione maremmana, ma insomma c'è tempo, mancano circa 30 minuti alla fine del match.
Tanto recupera la pallina Davide Banini che viene tenuto da Tomba. Vediamo l'arbitro Ferrari che lo redarguisce e gli dà anche un cartellino giallo per le proteste. Quindi ammonizione per Marco Tomba. Claudio Barcali sulla pallina. Più indietro c'è Francesco Banini. Ora Montigel. Cercare ancora Francesco Banini. Sfera per il fratello Davide. Ora Montigel. Poi c'è un fallo in area commesso da Montigel. Follonica sale a 7 falli di squadra. Va Giuliani. Sempre Valdagno a impostare il gioco. Il Follonica è costretto a indietreggiare. Poi non sfrutta l'occasione perché non porta la pallina oltre centropista nel tempo consentito. E allora Follonica che può riprovare ad attaccare. Francesco Banini. Davide. Sfera per Claudio Braccali. Ancora Davide Banini. Prova anche il tiro ma non c'era all'angolo. Si torna a Montigel. Montigel va al tiro. Il gambale, la gamba di Borregan che poi attacca. Va anche la conclusione. Gol! In ritardo Leo Barozzi e Alex Borregan la scaraventa in rete. 4-1 Valdagno, 4-1 Valdagno, 14° gol per Borregan. Sì, 4-1 Valdagno, vediamo su una pallina vagante i primi ad andarci sono i giocatori del Valdagno, il contropiede, niente da fare per Barozzi. Gol pesante, Follonica sotto per 4-1 a 3 minuti e 47 dalla fine del primo tempo e la partita che si fa veramente complicata per gli azzurri. Sì, come l'andata sostanzialmente, insomma il Valdagno quando vede il Follonica, non lo so, alla sua comfort zone. Tanto in aria, pericolo, Davide Banini para tutto Bovo. Bravo Banini, ma bravo anche Giovanni Bovo, l'estremo difensore del Valdagno che è riuscito a neutralizzare il tentativo dell'attaccante del Follonica. Tomba. Poi sfera che arriva a Giuliani. Borregan che prova a giocare con la sponda ma alla meglio Montigel. Follonica attacca in area. Montigel, bravissimo Tomba che lo ostacola al momento del tiro. Poi in qualche modo la pallina è ancora del Valdagno che attacca, ferma tutto Davide Banini. Adesso le squadre sono un po' allungate. Il tiro di Davide Banini. Bovo va con la manona. Però ora a testa bassa in area Montigel. Para ancora Bovo. Poi la spinta di Davide Banini. Ancora Davide. Le finte. Davide in area. Davide. Il tocco. Rigore. È sembrato evidente il tocco sul bastone su Davide Banini. Rivediamo. Bravo, rivediamo Davide, bravo, salta un difensore, poi tenta di scartare il portiere ma lo tocca nettamente, quindi rigore. E allora dal dischetto si presenta Francesco Banini per tentare insomma di invertire la marea arancione che si sta abbattendo sul Follonica. I colori sono simili quelli tra Follonica e Valdagno, ma squadra in trasferta con la maglia arancione. Tutto pronto, va al tiro, para Bovo, si salva il Valdagno, si rimane dunque sul 4-1 in favore della formazione veneta. Ancora Giuliani. Sanchez
Ora Borregan, ancora Sanchez, limite dell'area, si lotta, Giuliani blocca Davide Banini, vediamo il fallo commesso ai danni del numero 5 del Follonica, mentre l'arbitro Ferrari e anche l'arbitro De Palma vanno a sincerarsi le condizioni di Davide Banini. Meno di 2 minuti alla fine del primo tempo, Valdagno con una prima frazione strepitosa e avanti 4-1 al Capannino. Davide Banini, Francesco, ancora Davide, seguito da Sanchez, tra l'altro c'è una discussione, gli arbitri però lasciano proseguire, ancora Sanchez, in avanti a cercare Giuliani, inseguito da Montigel, anzi da Franchi, poi ancora in area, alza e schiaccia di Tomba che la manda alta di un soffio, riparte Francesco Banini, passaggio in area, non arriva Claudio Bracali, poi riconquista la pallina con Francesco, deve cercare Davide Banini per Bracali, il tiro allontana la difesa, ma sempre Follonica, ancora Franchi tenta di servire Francesco Banini, largo, allora Sanchez, Giuliani, Borregan, Follonica è lì che attende, anche perché la velocità il giocatore del Valdagno non permette di andare a pressare più di tanto. Ancora Sanchez in aria, c'è Tomba, va al tiro, para tutto Barozzi, altra occasionissima per il Valdagno, va Davide Banini, la pallina intercettata, può ripartire Giuliani, andiamo a cercare Sanchez, poi in qualche modo Davide Banini, ormai pochi secondi a chiudere primo tempo, la palla in aria, nulla da fare, interviene Bovo, poi ancora Davide, ma arriva la sirena, si va dunque negli spogliatoi con il Valdagno avanti 4-1, lo ripeto, 4-1, il gol dopo 7 minuti e mezzo di Qui Giovanni, il pareggio di Davide Banini, poi in sequenza la doppietta di Sanchez, 2 tiri simili dalla distanza per il 2-1 e 3-1, e poi infine Borregan, anche lui da destra, che ha superato Leo Barozzi. Prima della sirena Francesco Banini non ha sfruttato un rigore. Maurizio. Il Follonica ha sofferto la velocità, la rapidità, la gestione della pallina da parte del Valdagno. La partita è iniziata subito in difficoltà per il Follonica. I 7 falli di squadra alla fine del primo tempo sono un indicatore secondo me importante per una squadra che solitamente ne fa molti pochi, che quella di Sergio Silva appunto. Non è mai riuscito il Follonica a dare continuità alla sua manovra offensiva, mentre il Valdagno insomma ha rischiato di fare ancora gol al Follonica, quindi dovrà qualcosa cambiare Sergio Silva, perché insomma così non è questo il Follonica che siamo abituati a vedere. Bene, con questo è tutto, a risentirci per la ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino. Sta per iniziare la ripresa tra l'Innocenti Costruzioni Follonica e Y Sport Valdagno. Maurizio Chiarello, tanto lo sai, la domanda è quella: cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Io partirei dal Valdagno. Chiarello assolutamente soddisfatto, insomma, di una partita che ha sfiorato la perfezione da parte della sua squadra, insomma. Chiudere la prima frazione di gioco 4-1 sulla pista del Capannino, insomma, già il risultato la dice lunga, ecco, su come hanno giocato i suoi ragazzi. Per quanto riguarda Sergio Silva, è chiaro che il Follonica non ha brillato, ha trovato difficoltà già dai primissimi minuti e quindi credo che abbia strigliato, fra virgolette, insomma, i suoi ragazzi, chiedendo qualcosa di più rispetto al primo tempo. Intanto Sanchez va su Francesco Banini, credo che potrebbe scattare un cartellino blu. Ingenuità per il giocatore del Valdagno. Assolutamente sì. Perché insomma Francesco Banini aveva rubato la pallina dopo un tiro parato da Barozzi. E questa è un'occasione importante per il Follonica. Sì. Dopo 40 secondi, blu a Sanchez, fallo su Francesco Banini. Va Davide Banini. Dalla mattonella dei 7,40 m, l'unico gol nel primo tempo l'ha realizzato proprio Davide Banini da punizione di prima. Prende la rincorsa Davide Banini, parte il bomber del Follonica, gol, palla a fil di palo, doppietta per Davide Banini, 4-2. E la partita al secondo tempo inizia per la formazione maremmana nel migliore dei modi. Sì, inizia nel migliore dei modi. Intanto rivediamo, si porta la pallina avanti, poi tira subito, niente da fare per Bobo e il Follonica, e quindi si porta sul 4-2 ed è un gol importante perché lo trova dopo 40 secondi e quindi insomma si inizia in un altro modo, ecco, questo secondo tempo. Sì, abbiamo detto ingenuità di Sanchez che è andato a ostacolare Francesco Banini. Tanto viene ricordato ancora Simone Pantani in curva, c'è una stella che ti guida al tricolore, segui la Follonica, è quella del direttore. Ci fa venire un po' il magone. Tra l'altro c'è un fischio dal tavolo, probabilmente si è bloccato il cronometro, probabilmente quello dei 45 secondi. Bisogna attendere. Quello sotto la porta del Valdagno ora ha ripreso. Blocco temporaneo. Pallina per la formazione azzurra con Montigel. Ancora Davide Banini, rischia Borregan. Ancora Davide Banini, indietro servire il fratello Francesco. Va Francesco Banini in area, ma Bovo ferma tutto. Poi recupera Marco Pagnini. Tanto sulle altre piste è finita Giovinazzo. Vittoria del Forte dei Marmi per 6-4. Il Lodi è avanti 1-0 a Novara, 3-1 del Monza sul Sandrigo, 1-1 tra Viareggio e Sarzana. Fallo l'ha commesso intanto il Follonica, nono fallo di squadra.
Gli arbitri del match, ricordo, sono Franco Ferrari di Viareggio e Francesco De Palma di Giovinazzo. Mentre Ferrari ha tirato fuori cartellini, ma non abbiamo visto nessuna annotazione ufficiale. Riparte il Valdagno con Crocco, ma gli ruba la pallina Montigel in aria. Crocco in qualche modo ostacola l'argentino. Ora Davide Banini, sempre Follonica con Marco Pagnini. Ora Francesco Banini va al tiro, intercetta proprio Davide. Recupera Francesco, Davide per Marco Pagnini che non arriva bene all'impatto. C'era spazio per una conclusione al volo. Ora Borregan bloccato da Montigel, va Francesco Banini, Davide Banini la spara fuori, occasionissima. Però qualcosa è cambiato, Maurizio. Sì, Follonica è entrato in pista con cattiveria, con determinazione, ha trovato subito il gol, come detto, per un'ingenuità di Sanchez, però insomma un gol importante che ha ridato spinta e ha ridato forza alla formazione di Sergio Silva, che sta spingendo in quest'ultima occasione. Insomma, Davide aveva veramente sulla stecca la pallina del 3-4, l'ha sparata però fuori, però è un Follonica decisamente diverso rispetto ai primi 25 minuti. Intanto è arrivato il 10° fallo maremmano, allora Giuliano Giuliani va sulla mattonella dei 7,40 m. Parte Giuliani, le finte davanti a Barozzi che para Leo Barozzi. Si rimane sul 4-2, dall'altra parte Davide Banini, anche qui la spara fuori, aveva saltato tutti in slalom. Montigel, mentre Chiarello vuole parlarci su e chiama un time out. Ora Sanchez gli fa strada Giuliani, ancora il giovane argentino finisce a terra e c'è l'aggancio di Montigel, quindi scatterà il cartellino blu. E quindi dopo il time out ci sarà la punizione di prima. Maurizio. Sì, no, niente da dire. Inizio travolgente di questa ripresa. Subito il gol su punizione di Davide Banini, doppietta su Davide, doppietta appunto di Davide Banini sul tiro libero. E ora sul 10° fallo la parata di Barozzi su Giuliani. E ora l'occasione sulla nuova punizione di prima, dopo che Davide Banini si è mangiato un altro paio di occasionissime. Vediamo chi va, dovrebbe andare Borregan. A sfidare Leo Barozzi. Alex Borregan, tutto sommato uno specialista dei tiri dai 7,40 m. Parte Borregan davanti a Leo, le finte, ancora Borregan, para tutto Barozzi. Si salva nuovamente il Follonica. Sempre sotto però di 2 gol la formazione di Sergio Silva. Ora Davide Banini, seguito da Sanchez e Borregan.
Banini ora ce n'ha 3, ma rimane in possesso, lo scarico su Marco Pagnini. Il Follonia deve giocare con un uomo in meno di movimento, il Valdagno è dunque in power play. Borregan, circolazione di palla con la difesa a triangolo classica del Follonia. Ancora Borregan, palla in aria per Di Qui Giovanni, poi il tiro di Giuliani, la parata di Barozzi. Follonia in difficoltà ma deve resistere 2 minuti. Recupera Sanchez, Sanchez al tiro, questa volta è centrale, Barozzi para, ha fatto male Sanchez dalla distanza. Tanto riparte Marco Pagnini, Francesco, e c'è il tiro sull'esterno della rete, si era mossa la rete, sembrava gol. Sì, sì. E allora ingaggio tra Francesco Banini e Sanchez, sfera sulla stecca di Borregan. Ancora Sanchez, ora Giuliani, Borregan, poi il tiro, la palla deviata ma sempre Valdagno. Ancora Borregan, Giuliani prova la conclusione ma lì c'è Barozzi. Allora va Davide Banini, poi chiuso da 2 avversari. Davide Banini salta, tanto è finito il power play, in pista è tornato Federico Pagnini. Lo confermo, Follonia ha iniziato con un piglio diverso, anche se ha subito, perché insomma 2 punizioni di prima in pochi secondi. Barozzi 2 punizioni prima e poi un grande intervento dopo, insomma ha tenuto a galla al Follonia, che qui permettimi Enrico di ricordare ancora una volta chi l'ha voluto fortemente a Follonia, ovvero Simone Pantani. Sì, un insieme di cause con il Viareggio, il CGC Viareggio, che sostanzialmente aveva rinunciato alla Serie 1. Si liberarono 2 nomi pesantissimi come Leo Barozzi e Nando Montigello. Sì. Credo fu anche facile. Sì, ma lui ci ha sempre creduto, nonostante insomma, non fosse più giovanissimo, però insomma, Simone ha creduto fortemente in Leo, che in questi anni l'ha davvero ripagato della grande stima e della grande fiducia. Recupera la pallina Davide Banini. Ora per Marco Pagnini, in pista i 2 fratelli Banini e i 2 cugini Pagnini, mentre è rientrato intanto Montigello. Marco per Montigello, ma sfera un po' lunga. Recupera il Valdagno con il suo capitano Giuliani. Ora Borregan. Ancora Sanchez. Valdagno ha rallentato un po' il ritmo delle sue azioni, ma è chiaro che se teneva quella velocità per tutta la partita, allora credo ci sia poca storia per tante formazioni. Marco Pagnini, Montigello, entra in pista Franchi, subito servito. Fede Pagnini, se ne sono andati i primi 8 minuti della ripresa. Va Francesco Pagnini al tiro, la palla sorvola la traversa, si lotta ancora, la recupera Giuliani. Passaggio in avanti per Di Qui Giovanni, Borregan. Ancora Sanchez, intercetta Francesco Banini, però entro 5 secondi il Valdagno non ha portato avanti la pallina. Allora possesso che torna al Follonica, con l'arbitro De Palma che vuol far rispettare il punto esatto della battuta. Fede Pagnini, Montigello, ancora il capitano De Maremmani che alza nettamente la pallina.
quindi rimessa in gioco per il Valdagno. Borregan, Giuliani, Chiarello sta richiamando a gran voce i suoi giocatori, momento importante anche questo del match. Sanchez, Borregan, Giuliani, adesso il Valdagno cerca di allungare la pista, ancora Sanchez, Giuliani, possesso palla prolungato della formazione veneta. Giuliani indietro per Borregan, poi il passaggio in avanti, ma in una zona di pista dove non c'è nessuno. Allora recupera il Follonica, Montigel, Franchi, cercare Francesco Banini, ora Fede Pagnini. Stiamo avvicinando ai primi 10 minuti del secondo tempo. Il Follonica ha trovato un gol, ma non basta. Ancora Sanchez. Sanchez al tiro, Barozzi ferma tutto. Ora Montigel. Francesco Banini, limite dell'area, lo prende Borregan. Non insiste però il Valdagno. Chiara la tattica, tenere il più possibile la pallina. Sbaglia però Sanchez. Ora Franchi, esce Francesco, entra Davide Banini. Va Fede Pagnini al tiro, Di Giovanni intercetta. Poi Sanchez, ancora Sanchez, limite dell'area. Torna indietro per Lazzarotto, in pista anche Crocco. Crocco, limite dell'area, gol! Grandissima azione, grandissimo gol di Nicolo Crocco. Il Valdagno scappa via ancora, 5-2. Sì, davvero un'azione ben congegnata da parte di un Valdagno che aveva abbassato i ritmi negli ultimi minuti. La rivediamo, l'azione che parte dal basso, c'è uno scambio, il gol molto bello qui, davvero Barozzi non poteva fare nulla e Valdagno che porta a 5 le reti, 5-2 a 14:21 dalla fine del match. Intanto c'è un time out chiesto da Sergio Silva. Sì, Follonica ha iniziato bene per 10 minuti, ha tentato di riaprire in qualche modo la partita, però il Valdagno sa giocare, questa pista poi la sta disegnando alla perfezione. Sta molto bene, come detto ha abbassato il ritmo ed è arrivato al gol con un'azione molto bella, manovrata, niente da dire, ecco, fino a questo momento il vantaggio della formazione di Chiarello è meritato. Sì, tra l'altro insomma Davide Banini dopo il gol del 4-2 ha avuto un paio di occasioni nitide per riaprire in ogni caso la partita, non ci è riuscito. Adesso il Valdagno insomma con 3 gol di vantaggio, è vero che nell'Oche mai dire mai, di tutto, però insomma sembra una squadra ben messa in pista, ecco. Anche il Valdagno insomma ha avuto 2 tiri liberi per allungare ancora, quindi partita come detto anche nel primo tempo complicata per il Follonica. Nel Follonica abbiamo ricordato, manca Max Thiel, il tedesco ha un problema alla mano, una botta, probabilmente una microfrattura. Montigel, Fede Pagnini, ancora Montigel, va Federico Pagnini al tiro ma commesso fallo, probabilmente Montigel, un blocco e sale il conto, siamo a 11. Sì, vicino al Follonica al 15° che il Valdagno al 10°. Anche questo come detto insomma la dice lunga sulla serata fino a questo momento non certo brillante, ecco, della formazione biancazzurra. Sanchez, Crocco, per Nicolo Crocco è stato il terzo gol in campionato. Ora Sanchez,
Giuliani. Arriva un fischio, la pallina era alta, dunque rimessa in gioco per il Follonica da una posizione anche interessante. Ancora un tiro, poi Montigel. Ma c'è la trattenuta di Bovo. Si lotta ancora, ma nell'angolo arriva un fischio, la trattenuta probabilmente di Davide Banini. Nuovamente il lancio in avanti, ma preda di Montigel, il passaggio verso Davide Banini, interviene Crocco. Si salva formazione veneta. Poi recupera Davide Banini. Gli rimbalza, preda di Lazzarotto. Nuovi cambi, rientra in pista Borregan. Ancora per Sanchez, abbiamo superato metà della ripresa, il Valdagno avanti di 3 gol e Barozzi salva tutto dalla capitolazione. È stato Crocco a incunearsi nella difesa maremmana. Ancora Lazzarotto, dietro per Sanchez, ha fatto strada a Borregan. Valdagno che si è messa a diamante, cerca di allargare la pista. Probabilmente la pallina carambolata sui piedi dell'arbitro. Dunque la rimessa in gioco è per il Valdagno. Poi secondi a chiudere l'azione, il tiro da lunga distanza, interviene Federico Pagnini che la porta dalla parte opposta, è andato a cercare Davide Banini. Marco Pagnini. Ancora Sanchez, limite, para tutto Barozzi su Crocco. Ancora un'occasionissima per il Valdagno, Maurizio. Rischia ancora del Follonica, la pallina intercettata a metà pista, è andato via in contropiedi il Valdagno e qui davvero Barozzi tiene a galla il Follonica. Sì, l'inerzia però sembra dalla parte veneta in questa fase di match. Recupera Lazzarotto, 10 minuti e mezzo alla fine. Sfera che non arriva, allora Davide Banini la recupera, poi il tiro di Franchi, la parata di Bovo che la trattiene, sarà ingaggio. Follonica, Maurizio, deve accelerare in tutti i modi. Follonica ci sta provando, Enrico, sta accelerando, ma il Valdagno copre anche bene, è ben organizzato anche in difesa e non è facile davvero trovare varchi, ci sta provando anche con tiri da fuori, ma insomma, oggettivamente è abbastanza difficile, però sai, insomma, il Follonica ci ha abituato a imprese in partite che sembravano davvero
chiuse, quindi insomma mancano ancora 10 minuti che sono tantissimi nell'hockey, quindi vediamo cosa riuscirà a fare contro un Valdagno insomma organizzatissimo. Marco Pagnini, Francesco Banini, Davide, però il Valdagno adesso ha alzato nuovamente il baricentro. Si lamenta Marco Pagnini perché chiedeva il tiro, sul tiro c'era stata deviazione, l'arbitro non è stato di questo avviso. Sbaglia poi il passaggio, allora Sanchez. In qualche modo il Follonica recupera la sfera. Marco Pagnini e Davide Banini sulla pallina. Ora Marco, passaggio per Davide che può solo recuperare. Ora Franchi, si fa strada Francesco Banini. Franchi al tiro, Bovo para. Tiro accompagnato, ma Bovo fa buona guardia e poi Barozzi la tiene lì. Recupera Francesco Banini, lancia a cercare Marco. Intercettato Lazzarotto. Sanchez rientra in pista intanto Giuliani che riceve. Ancora Giuliani. Valdagno in questa fase cerca di controllare ma recupera Francesco Banini. Cercare ora Marco Pagnini. Davide, Francesco in mezzo agli avversari, rimane in possesso palla. Ora Davide Banini, tiro di Francesco ma lì Bovo fa buona guardia. È entrato in pista anche Claudio Braccali questi ultimi 8 minuti. Recupera Francesco Banini per linee centrali per Marco, c'è possibilità di tiro, ci prova Davide, para Bovo. Ora Sanchez. Penso abbia parato Barozzi ma non l'ho visto. Anche secondo me. Intanto Marco Pagnini intercettato però da parte di Lazzarotto. Poi Marco recupera il centropista, il Follonia è sbilanciatissimo in attacco, conclusione, para Lazzarotto, sempre Marco Pagnini. Follonia tenta il tutto per tutto. In aria Davide Banini, si lotta alla fine, nulla da fare. Poi ancora il tiro di Marco e ancora Bovo. Non manca il cuore a questo Follonia, ma credo che stasera insomma Valdagno. Serve un gol al Follonia, Enrico, serve un gol per riaccendere insomma la fiammella, perché un gol cambierebbe tante cose. Intanto Borregan la manda fuori. Follonica manda in pista Montigello e Franchi, ma arriva anche un time out per Luca Chiarello. Follonia, Maurizio lo dica adesso perché sennò non ha mai perso in casa, ha sempre vinto. Io non dico niente. Lo ribadiamo, insomma il Valdagno fino a questo momento sta facendo una partitona. Finito il time out, si torna a giocare. Pallina è del Follonica, in attacco con Montigel e Ale Franchi.
Andiamo a cercare Francesco Banini, ora Bracali, scarico ancora per Banini, un po' lungo. Prova Francesco Banini, chiuso Giuliani. Sanchez gli ha fatto strada ma l'ha preso Bracali. Borregan, Giuliani, Lazzarotto, ancora Sanchez, si lotta in difesa ma Lazzarotto rimane in possesso della pallina. Ancora Sanchez, ma è pochi secondi a chiudere l'attacco. Tiro sull'esterno della rete, recupera Bracali, Montigel. Follonica sta tirando fuori le ultime stille di energia, ma Valdagno è lì concentratissimo a difendere 3 gol di vantaggio. Montigel, è davvero dura rimontare per la formazione maremmana. Ci prova Francesco Banini, chiuso. Allora può ripartire Giuliani Marchetti, cercare Borregan. Poi il passaggio verso Giuliani, ma Valdagno rimane sempre in possesso della pallina. Si lotta ancora, in qualche modo la recupera Francesco Banini. Franchi tenta di mettere in mezzo ma la stoppa Borregan. Francesco Banini dietro a cercare Montigel, che prova il tiro da lunga distanza ma troppi giocatori davanti alla porta di Bovo. 4,5 alla fine. Giuliani cerca uno scambio con Lazzarotto, ancora Francesco Banini, Montigel. Va Francesco Banini bloccato da 2 avversari, recupera Borregan, poi in difesa ferma tutto Bracali. Montigel in area, esce Bovo, in qualche modo ostacola Bracali. Meno di 4 alla fine. Entra in pista anche Di Qui Giovanni, è stato lui ad aprire le marcature in questa partita. Ancora in area, pericolo di Giuliani, para Barozzi, ferma tutto Sanchez per Giuliani, ancora Barozzi, ma il Follonica non ha più nulla da perdere. Prova il tiro, Franchi allontana Bovo. 3 minuti alla fine. Ancora Davide Banini, le finte davanti a Bovo, pallina allontanata. Montigel salta l'avversario, ne salta 2 ma poi c'è più spazio. Cercare Davide Banini, tenta di mettere in mezzo, allontana la difesa Giuliani. Ora Di Qui Giovanni scivola, chiedeva il vantaggio Francesco Banini, l'arbitro De Palma però ha fischiato il fallo. Purtroppo era arrivato il fischio, Maurizio,
chiaro, era una buona occasione sì, per andare in contropiede. Sì. Due minuti e mezzo, ormai il Valdagno sta vedendo lo striscione del traguardo, anche perché Bovo va alla parata sulla conclusione di Francesco Banini. Valdagno a quota 24 punti in classifica, Follonica 31, 10 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Valdagno fino a questo momento 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Prova ancora Francesco Banini, ma Sanchez davvero una spina nel fianco. Tenta di mettere in mezzo, non c'è nessuno. Di qui Giovanni recupera e si lancia al contrattacco. Poi la difesa del Follonica salva Davide Banini. Francesco per Davide, anzi per Franchi. Gran tiro e gran parata di Bovo. Bella azione, ma nulla da fare. Ancora Franchi tenta di entrare in area, poi riesce a servire Montigel. Davide Banini, 100 secondi alla fine, il tiro di Davide Banini, ma Borregan, anzi era Giuliani, va a stoppare la conclusione. Ora Borregan, Sanchez, di qui Giovanni, Sanchez. Ormai il Valdagno, Maurizio, sembra avere in cassaforte la vittoria. Beh, insomma, 1 minuto e 15 alla fine, 3 gol di vantaggio, Enrico, sono davvero tanti. Il Follonica ci sta provando con tutte le forze, con tutte le energie, però insomma obiettivamente è davvero molto molto difficile. Tanto arriva un fischio che salva Bovo. Un minuto intanto alla fine. Sì, sull'incursione anche di Franchi. Follonica questa sera non è stato il solito Follonica, Maurizio, ma devo dire la verità, a me mi ha impressionato questo Valdagno. Assolutamente sì, è chiaro che è sempre difficile capire dove arrivano i demeriti dell'uno e i meriti dell'altro, però insomma il Valdagno ha fatto una gran partita. Follonica non è stato il Follonica di sempre, merito ovviamente anche della formazione di Chiarello, però è chiaro, insomma, alla fine il punteggio parla, insomma, 5-2 a 50 secondi dalla fine, quindi sì. E ricordiamolo, all'andata aveva vinto sempre il Valdagno 7-4, sì, quindi sì. Insomma contro il Follonica si trova benissimo, certo, la formazione veneta. Mai pochi secondi a chiudere questa partita, 15° turno, seconda di ritorno. Follonica interrompe la sua striscia di vittorie, Valdagno invece rimane in striscia positiva e accorcia un po' nei piani alti della classifica. Giuliani che trova Sanchez in aria, Barozzi lo ferma. Qui è chiaro il Follonica è tutto l'avanti, però certo, ha rischiato di prendere un altro gol la formazione di Sergio Silva. Adesso ultimi spiccioli di partita, arriva un successo per il Y Sport Valdagno che espugna il Capannino, vince per 5-2, infligge la prima sconfitta interna all'Innocenti Costruzioni Follonica. Maurizio. Diciamo che si è visto subito che non sarebbe stata una partita, una serata facile per il Follonica. Il Valdagno ha iniziato il match subito a gran ritmo, aggredendo il Follonica, raddoppiando spesso, e il Follonica è andato subito in difficoltà. Nel secondo tempo la squadra di Sergio Silva ci ha provato, ha trovato subito il gol, ricordiamo il primo tempo finito 4-1, ha trovato subito il gol del 2-4 e ha spinto tanto,
però il Valdagno non ha mai perso la testa, è sempre rimasto molto bene in pista, agganciato al match e alla fine mi sento di dire che ha portato a casa una vittoria meritata. Sì, concordo per quello che abbiamo visto in pista, ma gli ultras randagi cantano, quindi certo, ci mancherebbe. È chiaro che una sconfitta dolorosa, però tra l'altro poi il Follonia era in un buon momento e quindi sì. Tra l'altro poi Maurizio, a fine mese sarà anche il quarto di finale della Coppa Italia, proprio qui al Capanino contro il Bassano, e anche lì sarà una battaglia. Sarà una battaglia, il Bassano è una grande squadra guidata da un grande tecnico come Ale Bertolucci, quindi sarà davvero una sfida tutta da vedere e da godere. Bene, con questo è davvero tutto, con i giocatori che si stanno salutando in pista. Ricordo i marcatori: nel primo tempo apre lo score di Qui Giovanni dopo 7 minuti e mezzo, il pareggio di Davide Banini dopo 10 e mezzo su punizione di prima, poi doppietta di Sanchez in 6 minuti dal 13° al 19°, sempre con tiri dalla distanza per il 3-1, e nel finale di primo tempo al 21° il 4-1 di Borregan. Sempre Francesco Banini si fa parare un rigore e si va a riposo. Ad inizio ripresa blu a Sanchez, fallo su Francesco Banini, dal dischetto dei 7,40 m il gol di Davide. Poi sul 10° fallo Barozzi stoppa Giuliani, poi sul blu a Montigel su Giuliani Borregan è fermata ancora da Barozzi, e infine dopo 10 minuti e mezzo Crocco, dopo una strepitosa triangolazione, insacca il 5-2. Con questo allora è davvero tutto dal Capanino. Grazie per le riprese da Andrea Burgio, grazie per la regia da Leonida Romualdi, Dario Giovannelli, anche per Maurizio Ceccarelli, grazie, buona serata. A risentirci per le prossime sfide con l'hockey su pista.